Con Mister Venturi, allenatore della San Marino Academy, Mister, partiamo chiedendole che partita è stata intanto. No, la partita che avevamo preparato e che ci aspettavamo di due squadre a pari punti in una zona della classifica che non è bella in questo momento, per cui una partita in cui i dettagli avrebbero fatto la differenza. Abbiamo giocato bene, un po' sofferto il primo tempo, la primissima fase del gioco, è stato un po' troppo lungo, diciamo, l'adattamento all'inizio del gioco, però poi pian pianino con coraggio siamo riusciti a venire fuori e a cominciare a fare il nostro gioco, e penso che alla fine, insomma, il risultato tutto sommato sia giusto. San Marino ha meritato i 3 punti, siamo contenti e ci facciamo finalmente un Natale un po' sereno. L'abbiamo sentita soddisfatta nonostante la sconfitta contro il Pavia. Le chiedo quanto c'è già della sua mano in questa vittoria, nonostante chiaramente il poco tempo e l'arrivo da poco, diciamo. Sì, dispiace come dici tu, perché Pavia perlomeno un punto sarebbe stato giusto e indispensabile per dare già continuità a due risultati. La squadra è bravissima, perché ho dovuto per forza di cose fare una full immersion di concetti e principi nuovi, quasi anche esagerata da assorbire per un giocatore, e quindi navigavano le mie ragazze nel limbo tra la certezza e l'incertezza di concetti nuovi da incamerare, da fare propri, quindi ancora di più per questo veramente va fatto un plauso enorme, perché la difficoltà di fare un risultato la domenica, la difficoltà di mettere in pratica in poco tempo tutto questo di nuovo, per cui sono veramente stracontento per loro e per la società. Faccio un'altra domanda particolare, le chiedo: la sosta arriva, ma è più positiva o più negativa? Più contento di avere questa sosta adesso? Sì, sono contento, perché dà modo tanto di lavorare, di viverla con serenità, di lavorare questi giorni di dicembre e di gennaio con un po' più di serenità, e permette a loro di somatizzare meglio questi concetti che c'è bisogno di fare propri, e quindi secondo me la pausa per noi fa solo che bene. Grazie mille. Grazie. Con Manzetti, difensore del San Marino Academy, ti chiedo se ti aspettavi questa freedom e dove avete vinto questa partita. Sicuramente è stata una partita combattuta, soprattutto all'inizio, che c'è stata una situazione al primo tempo di stallo, e dopo il primo e il secondo gol siamo riusciti a sbloccare questa partita, e abbiamo trovato un freedom che l'abbiamo analizzato durante la settimana, e quindi sapevamo dove uscire, come affrontarlo, e questo. È arrivato il primo gol, la prima gioia, ci racconti un po' come è andato lì quel primo gol, l'anticipo sul portiere? Sì, da calcio d'angolo, assist di Sommi, e sono molto contenta che sia arrivato questo gol che ha sbloccato la partita iniziale, e grazie a questo è arrivato il secondo gol, e quindi abbiamo avuto più consapevolezza e insomma di continuare la partita, e sono molto contenta. Come sta andando il procedimento di apprendimento, diciamo, delle idee del nuovo allenatore? Le idee sono tante, soprattutto in un momento in cui la stagione è in carreggiata e non siamo partiti a inizio anno con lui, quindi dobbiamo assumere queste idee molto velocemente. Sono tante, le stiamo assumendo partita dopo partita, e in ogni allenamento cerchiamo di farle al meglio, e anche in ogni partita, piano piano. Ultima, ti chiedo quanto è importante andare alla sosta con una vittoria del genere, 3 punti importanti nello scontro salvezza. È molto importante, anche perché l'umore è un altro, è cambiato totalmente. Dopo una serie di sconfitte una vittoria fa sempre bene, e quindi saremo un'altra squadra con tanta voglia di continuare a vincere. Grazie. Niente.